Mi imbatto in una novità che l'anno scorso non mi sembra di avere visto, Pro Bartender Bartending School, quindi una scuola vera e propria di flat bartending e di una serie di altre attività legate al fare spettacolo e al contempo a fare dei prodotti poi buoni. Sì, diciamo che principalmente fare bene da bere, poi dopo lo spettacolo, perché è per questo che i nostri clienti vengono al bar, innanzitutto per bere, poi dopo se riusciamo anche a farli divertire è un buon risultato anche questo qui. Questa scuola è appunto neonata, siamo in collaborazione con il professor Bongiovanni, Mangiare e Bere non solo. È appunto una vera e propria scuola proprio strutturata come un vero bar con delle vere postazioni bar dove teniamo questi corsi full immersion e progressivi, diamo un insegnamento sia teorico che per lo più pratico. In quanto tempo io che accedo a questa scuola posso sperare di avere almeno il minimo di competenze necessarie? Non ha niente da sperare perché noi assicuriamo che già col corso Basic, che è quello poi più importante, andiamo a formare il bartender in tutti gli aspetti più importanti del settore. Quindi pronti per essere poi impiegati concretamente nel mondo del lavoro, che sia da dipendente o che sia da invece imprenditore. Esatto. Appunto il Basic Course si basa sulle tecniche base di preparazione, costruire un cocktail e soprattutto sulla conoscenza della materia prima che si va a utilizzare. Poi si può anche passare alla sperimentazione, ciascuno secondo la propria fantasia. La fantasia su questo la vince sempre, senza dubbio. Ci dimostri un attimo qualcosa che possa coniugare i due aspetti di cui abbiamo appena parlato, la qualità di un prodotto e la gradevolezza della fase della preparazione. Sì, posso adesso prepararvi un drink molto famoso adesso, che adesso è di nuovo in voga ma comunque è molto antico. Si tratta del Moscow Mule, che è un drink nato in America subito dopo i tempi del proibizionismo, è composto da ginger beer, vodka e succo di lime. Però in questo caso oggi ho sperimentato una cosa, in mancanza di ginger beer abbiamo fatto ginger beer, che è una bevanda a base di zenzero in fermentazione, quindi ha questo sentore che pizzica. In questo caso in mancanza di ginger beer oggi abbiamo fatto un premix homemade a base di succo di zenzero estratto per pressione, succo di lime e zucchero.